al via un nuovo progetto FAMI che coinvolge il CPIA di Agrigento su nuove misure. Quali? Niente, come gli altri anni, anche quest'anno stiamo per avviare il FAMI, che è il FAMI cosiddetto linguistico, quindi rivolto ai ragazzi, diciamo, i minori non accompagnati, gli richiedenti asilo politico che intendono, come dire, alfabetizzarsi e conoscere la nostra lingua. Il CPIA di Agrigento, diviso in tutte le sedi, diciamo, tra Agrigento, Canicattì, Licata e Sciacca, che sarebbero i 4 grossi centri, attiverà 17 corsi, di cui alcuni di prealfabetizzazione, alcuni di A1 e A2, che sarebbero, diciamo, il primo livello dell'alfabetizzazione, e poi anche un corso B1 che è un corso successivo e quindi alla 2. Questi corsi complessivamente, in particolare il B1, serviranno anche a coloro che volessero richiedere poi la cittadinanza italiana. Bene, questo è un corso che si presta anche ad avere uno dei documenti richiesti al fine di ottenere la cittadinanza italiana, quindi importante. Saranno coinvolti più di 200 ragazzi e penso che noi stiamo facendo le procedure di avvio, ma quanto prima, dopo il periodo di formazione che penso avverrà in questo mese di maggio, tra luglio e agosto potremo partire con i corsi. Ecco, i corsi dove si terranno e che durata avranno? I corsi hanno una durata che oscillano tra le 150 ore fino alle 80 ore, quindi 150 i 2 corsi di pre-A1, 100 ore i corsi di A1 e A2 e 80 ore i corsi B1. Si terranno nelle 4 sedi, abbiamo detto Agrigento avrà 7 corsi, a Licata ve ne saranno 6, 3 a Canicattì ed 1 a Sciacca.